A Treviso è stato sancito un importante accordo tra il Consorzio Prosecco Doc e la Fondazione Cassamarca. Andiamo a sentire dai protagonisti di cosa si tratta. Presidente Garofalo, un accordo importante questo con il Consorzio del Prosecco Doc, è un esempio anche di fare squadra. Assolutamente, dice bene lei, è un fare squadra e questa volta la cooperazione è tra Fondazione Cassamarca e il Consorzio del Prosecco. In mani migliori non potevamo alienare questo immobile stupendo, ex Ance, via Tolpada, che richiede poi non molti lavori per poter essere immediatamente destinato a sede del Consorzio del Prosecco, una realtà importantissima nel nostro territorio. Siamo lietissimi che sia anche a pochi passi da noi, è una realtà con la quale abbiamo già pattuito linee generali per una sinergia che ci vedrà impegnati a favore del territorio e in continuità con le attività della Fondazione, teatro, musica, editoria e altro ancora che ormai credo il territorio conosca perfettamente. Ricordiamo la funzione proprio di Fondazione Cassamarca nell'essere vicina a quella che è una importante realtà territoriale in molteplici ambiti. Anche in questo caso lei dice bene, credo che questo matrimonio tra una realtà che domina un'entità, sappiamo il Prosecco famoso e redditizio in tutto il mondo, e una fondazione che si è proposta di nobilitare al massimo il nostro territorio dal punto di vista culturale, artistico, teatrale e così via, penso che questo matrimonio meglio non potesse essere celebrato attraverso l'atto di venerdì scorso e questa cooperazione di cui abbiamo dato notizia proprio oggi. Presidente Guidolin, un accordo importante per dare una casa consona, una nuova casa al Consorzio del Prosecco Doc. L'accordo, ricordiamo, è quello che è stato sancito qualche giorno fa con Fondazione Cassamarca. Sì, è un accordo di cui ne siamo orgogliosi perché prima di tutto la nostra necessità come consorzio di avere una sede prestigiosa come lo è il Palazzo ex Ance in via Tolpada, e altrettanto ci soddisfa il fatto e ci fa felici del fatto che abbiamo fatto questo accordo con la Fondazione Cassamarca, due enti che non hanno scopi di lucro e che sono naturalmente per ricevere, come ricevono dal territorio, restituire al territorio naturalmente i benefici del nostro lavoro. Lei ha ribadito l'importanza per il vostro consorzio di avere un asset strategico come la proprietà immobiliare per avere alle spalle un patrimonio. È indispensabile per noi avere un patrimonio perché altrimenti anche le nostre attività che abbiamo, vedi lì OCM, è necessaria una garanzia finanziaria che oggi è data da fideiussioni o da naturalmente fideiussioni personali, oltre che la fideiussione naturalmente delle assicurazioni. Detto questo, con il patrimonio lavoreremo con più agibilità e questo sarà molto importante per assicurare tutta la filiera e tutto il mondo produttivo che noi operiamo senza avere difficoltà economiche.